Ora si tratta di fare. Noi siamo persone estremamente fattive, molto spesso andiamo magari anche al di sopra delle leggi, ma perché vogliamo dare risultati immediati alle persone. Vediamo come il piano sociosanitario sia rimasto carta morta, sia rimasto lettera morta, ma allo stesso si può parlare per molte altre cose, penso alle specificità del territorio che rimangono lettera morta, tante belle leggi che poi non trovano attuazione. Noi invece, al di là dei burocrati che in questo momento sono i partiti politici attuali, vogliamo dare delle risposte concrete. Le stiamo già dando, stiamo dimostrando attraverso alle nostre azioni, per esempio alla restituzione della parte dello stipendio e alla rinuncia di tutti quelli che sono i privilegi, che si possono fare le cose senza bisogno di aspettare sempre la legge. Quindi il nostro impegno è uno, solo e chiaro: entrare e iniziare a lavorare. Mi sono piaciute due cose sostanzialmente, una che dice io mi impegno già dal 1° di giugno a mantenere un rapporto con le organizzazioni sindacali, con le parti sociali, a prescindere da come andranno, e questo è un fatto importante perché il tema della partecipazione per noi è centrale. La seconda cosa è una forte attenzione alla persona e al territorio, che sono centrali anche queste nella nostra, diciamo, piattaforma a livello regionale. Sul come questo lo svilupperà è tutto da vedere. Su alcune cose siamo stati d'accordo, su altre insomma dobbiamo approfondire un po' di più. Il problema vero è che noi poniamo i bisogni degli anziani, che sono sempre più evidenti e man mano che cresce l'età diventano sempre più urgenti da affrontare. La non autosufficienza in Veneto ha di fatto di fronte 200.000 veneti, e quindi 200.000 veneti con le relative famiglie che sono in difficoltà. Questo è il problema di fondo alla fine. O lo affrontano o in qualche maniera bisogna che i veneti reagiscano, insomma. Chiediamo intanto di tenere in considerazione del fatto che le persone anziane stanno crescendo di numero e stanno crescendo anche di importanza da un punto di vista del peso del welfare. Per cui una particolare attenzione per questa fascia di popolazione, perché c'è anche un processo di impoverimento che sta colpendo le persone più deboli. Cioè, l'impoverimento colpisce in modo particolare soprattutto i più deboli. Essere portavoce vuol dire prendere le istanze, per esempio, di corpi intermedi, di associazioni, dei cittadini, e portarle all'interno delle istituzioni. Quindi lo facciamo già, è il motivo per cui noi siamo nati, per fungere da rompighiaccio e riportare le persone e, per esempio, le associazioni e i sindacati a tornarsi a sedere nei tavoli dove si prendono le decisioni.